Siamo giunti alla 12ª edizione dei Mangiari, manifestazione ormai storica mantovana che si tiene su Lungolago Gonzaga, Giardini Marani, a Mantova. Dal 13 al 23 giugno, tutte le sere dalle 18 fino alle 24, anche verso l'una, diciamo così, potete trovare una quarantina di espositori provenienti da tutta Italia, dove andiamo dal risotto alla mantovana, chiaramente, piuttosto che le bombette di Alberobello, piuttosto che le grigliate argentine, la Grecia, e anche proposte chiaramente gluten free e vegetariane. All'interno della manifestazione inoltre abbiamo creato quest'anno 3 aree, un'area che si chiama Confartigianato Village, in cui potete trovare tutte le sere dei gruppi dal vivo, un'area che si chiama Giovanzana Radio Garden, dove tutte le sere potete trovare DJ set con musica di varia natura, dal rock piuttosto che la dance, 2000, anni 90 eccetera, e un'area latino. Vi invito a visitare il sito imangiari.eu, in cui potete trovare tutto il programma con gli artisti, gli ospiti e chiaramente il food aggiornato. Vi aspettiamo ai Mangiari su Lungolago Gonzaga a Mantova dal 13 al 23 giugno. Seguiteci sui social I Mangiari. Confartigianato per la 12ª edizione ha deciso appunto di promuovere e diventare partner appunto di questa edizione dei Mangiari, perché vuole in qualche modo incontrare le persone e far conoscere i servizi non solo alle imprese ma anche alle persone, quindi parlo di servizi di CAF, patronato, consorzio energia, tant'è che per questa edizione abbiamo realizzato proprio una campagna ad hoc per le famiglie che si chiama Ai Mangiari mangia la tua bolletta. Questo perché non tanto per promuovere il solo servizio di luce e gas, ma anche per promuovere quello che è tutto il servizio post contrattuale, quindi di tutela, consulenza anche alle famiglie. Ovviamente poi vi aspettiamo anche per tanti momenti live durante le serate. Con i Mangiari entra nel pieno della vita l'estate mantovana. Abbiamo avuto il weekend scorso BAM che ha portato oltre 5.000 cicloturisti in zona Campocanoa, adesso ci spostiamo, la vita si sposta a Lungolago Gonzaga con ormai un evento che è diventato una tradizione, che porta a Mantova decine di migliaia di persone da tutta la provincia, anche dalle province limitrofe, per assaggiare la buona cucina, per vivere, per ballare nella notte mantovana. Un evento che sicuramente porterà tantissimi visitatori anche in centro città, sia a vedere le nostre piazze, i nostri musei, ma anche a fare shopping nei nostri negozi.